Ciao ciao bambini, anche oggi una storia per voi. Buon ascolto. Magari domani. Già da piccolino, Paco amava molto rimandare all'indomani quello che avrebbe potuto fare subito. Quando i genitori gli chiedevano di riordinare la sua camera, lui rispondeva: Non oggi mi riposo, magari domani. Quando i suoi compagni lo invitavano a scendere dall'albero per andare a giocare con loro, lui diceva: Non ne ho molta voglia, sto bene qui, magari domani. E quando più tardi tutti si inquietarono perché perdeva tempo invece di andare a cercare un lavoro o di farsi una famiglia o semplicemente di trarre profitto dalla vita, sempre con lo stesso distacco, Paco replicò: Magari domani, magari domani, magari domani. Solo che un giorno arrivarono i castori. Erano numerosi, molto numerosi e armati fino ai denti. Cominciarono a tagliare alberi per costruire una grande diga sul fiume. Molti alberi. Paco li guardò cacciar via i suoi compagni uno dopo l'altro, senza reagire. A chi osava domandargli aiuto, Paco spiegava: È l'ora del riposino, spiacente, magari domani. a poco la foresta si svuotò e Paco rimase ben presto l'ultimo abitante, fino a quel famoso domani. Per Paco era un domani come gli altri, un domani tranquillo e solitario, con la sola differenza che questa volta i castori attaccarono il suo caro albero. Ehi, aspettate! Cosa state facendo? Ma sono matti questi castori! Ehi, oh, qualcuno può aiutarmi? Silenzio. Per la prima volta Paco sentì il cuore battere più in fretta. Senza il suo albero sarebbe morto di sicuro, avrebbe dovuto scovare ogni giorno qualcosa da mangiare, trovare ogni sera un posto nuovo in cui ripararsi e tutte quelle cose che era riuscito ad evitare nel corso di quei lunghi anni. Neanche a parlarne. Interpellò il capo dei castori. Ehi, lei, con le orecchie grandi, lo sa che state per fare un'enorme sciocchezza? Il capo dei castori fece segno agli altri di interrompersi. Questo albero è un albero magico. Durante la stagione delle piogge attira delle piccole rane blu che vengono a deporre le uova tra le sue foglie. Delle rane blu? Ci prendi forse per marmotte? Ma no, davvero, ve lo assicuro. Una volta all'anno quelle si arrampicano a due fino alla cima dell'albero. Quando le uova si schiudono, il papà trasporta i piccoli in una sacca d'acqua all'interno del tronco. Dovreste vederle come sguazzano con quelle loro coscette grassottelle. Ne sai di cose tu, disse il capo dei castori intenerito. È perché passo molto tempo a osservare la natura. Per esempio, scommetto che non avete nemmeno notato quel buffo ramoscello. Ebbene, non è un ramoscello, è un insetto. Per sfuggire ai suoi predatori, può restare così per ore senza muoversi. Affascinati, i castori ascoltavano con grande attenzione.
E non vi ho ancora parlato di queste farfalle, con due enormi occhi sulle ali, di queste lucertole in grado di camminare sull'acqua, o di questi uccelli dalle piume arcobaleno. Siamo molto curiosi, ma vai avanti, raccontaci le loro storie. Sì, sì. Paco aprì la bocca e i castori pendevano dalle sue labbra. Allora sbadigliò rumorosamente. Per oggi è abbastanza. Magari domani. E con un ultimo sforzo tornò a dormire.